Viaggio nella macchina sanitaria veneta. Il generale Figliuolo è lo stratega italiano in questa guerra al Covid. Con il presidente Luca Zaia visita le basi logistiche della vaccinazione e promuove il sistema. Devo dire il Veneto su quasi tutti i parametri in testa, se vogliamo dire, come numeri, come tutto. E questi numeri si ottengono con una grande attività organizzativa. L'ingresso che ho voluto con forza degli ingegneri gestionali ha dato quell'impulso in più, insomma si vede, siamo sempre tutti i giorni in testa alle classifiche. La strategia è chiara, in Italia sono attese entro un mese 20 milioni di dosi e con un bilanciamento delle forniture tra regioni il Veneto potrà accelerare sulla campagna vaccinale. Maggio è un mese importante, ma giugno deve essere la svolta con le vaccinazioni parallele e multiple su tutte le classi di età. Quello che fa piacere è che seguendo quello che è il piano che è stato da me elaborato ed emanato, si è arrivati a delle percentuali assolutamente incredibili come un 98% sugli over 80, un oltre 83% sugli over 70 a fronte di un 75% che è la media in questo momento, la media nazionale. Tra la campagna di vaccinazione e le misure di contenimento decise dal governo c'è stata una caduta del 50% dell'ospedalizzazione e del 40% delle terapie intensive. Questo permette di guardare alle riaperture con la fiducia di agganciare la ripresa economica. Vedo insomma che anche sul fronte delle cure ci sono grandi novità. Il Veneto è la prima regione per l'utilizzo di monoclonali, diciamo che li utilizziamo quasi tutti noi. E vedo anche che su oltre ormai 500 casi trattati di pazienti problematici con comorbidità, decessi abbiamo avuti 0, vuol dire che il farmaco funziona.